Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, oggi non sono qua in veste di gnomonista e neanche in veste di artista, ma bensì di operatrice ecomuseale per un progetto che ho fatto alcuni anni fa. Volete che... no, va Allora, bene. lì c'è il Sì. puntatore, se vuoi, se hai Sì, bisogno. ok. Se ti è più comodo ti giro io le... No, ma guarda, facciamo così, bene, faccio una piccola prova. Ok, perfetto. Allora vi presento oggi un progetto al quale ho partecipato nell'anno scolastico 2018-2019. Io arrivo dall'area piedemontana di Pordenone e in modo particolare vi parlo di un progetto portato avanti nel comune di Maniago e Frazioni. E questo progetto è stato didattico, è stato ideato nel 2017 da un'associazione di Belluno che si chiama ISOIPSE e il nome del progetto era Dolon.it, la creazione del Museo Virtuale del Paesaggio. Questo progetto poi dal Veneto è stato accolto in Friuli Venezia Giulia, in modo particolare appunto nella zona pedemontana del Pordenonese, con il museo, l'ecomuseo delle Dolomiti Friulane Lissaganis che ha sede a Maniago e appunto nell'anno 2018-2019 ha visto coinvolti diversi operatori ecomuseali, associazioni, scuole, enti vari e voleva far sì di creare attraverso l'operato nelle scuole di un museo virtuale del paesaggio con varie declinazioni di vari ambiti. Questa cosa poi è andata avanti nel tempo, quindi 2018-2019 sono stata coinvolta in questo progetto e praticamente il tema principale era la trasformazione del paesaggio, trasformazione che avviene nel lungo termine per opera dell'uomo, che attraverso tutta una serie di azioni crea delle tracce e delle conseguenze su quello che è l'assetto territoriale. Questo tema principale poi c'era la possibilità di svilupparlo con vari ambiti, quindi c'era l'ambito socio-antropologico e quindi poteva essere riguardante lo spopolamento della montagna, il ritorno di mestieri tradizionali, poi c'era l'ambito ambientale e naturalistico, quindi il ritorno dei grandi predatori, il rimboschimento delle aree montane e l'ambito architettonico-artistico che poi è quello che ho scelto io e in modo particolare io ho proposto che ci fosse un focus su quelli che erano gli orologi solari e i quadranti solari presenti nell'area. Ho voluto dare particolare attenzione a uno strumento molto usato in ambito ecomuseale che è la mappa di comunità. La mappa di comunità è uno strumento che è stato ideato negli anni '80 in Inghilterra, poi si è diffuso praticamente anche all'estero, soprattutto in paesi europei, che consiste in uno strumento usato dalle comunità di un determinato posto per rappresentare quello che è il patrimonio materiale e immateriale, le conoscenze, le tradizioni, il paesaggio in cui si riconoscono e che vogliono tramandarlo alle generazioni future. Questo comporta una consapevolezza da parte degli abitanti, delle genti di un determinato luogo su quelli che sono i valori e i patrimoni locali e di come questi patrimoni vogliono essere valorizzati ma anche protetti e tutelati. Contemporaneamente c'è una partecipazione attiva per tutto quello che riguarda lo sviluppo di eventuali iniziative a riguardo e c'è quindi la possibilità di avere anche una specie di catalogazione, diciamo, collettiva del patrimonio stabile ma anche aggiornabile nel tempo. Poi magari i dettagli li troverete tutti nella memoria. Quindi lavorando su questo contesto ho coinvolto due istituti scolastici, uno la scuola primaria di Maniago Libero con una classe quarta di 24 bambini e la secondaria di primo grado di Maniago con la presenza di 8 studenti provenienti dalle 3 classi, prima, seconda, terza media e avevo a disposizione 20 ore da suddividere nei due istituti, quindi c'erano 5 incontri da 2 ore ciascuno, quindi il tempo era anche piuttosto limitato.
E qui la finalità era quella di coinvolgere, almeno l'obiettivo che io mi ero data era quello di rendere consapevoli i ragazzi dell'ambiente che li circonda, capire la realtà, saperla, quindi conoscerla, saperla raccontare, ma diventarne anche, diciamo in qualche modo, dei curatori e seguirla e poterla anche proporre poi ad altre realtà. Sono stati coinvolti in questo progetto proprio perché attraverso la creazione di un museo virtuale, che quindi si differenzia dal museo fisico, con tutte le sue criticità o punti di forza, c'è la possibilità di permettere a questi ragazzi di usare degli strumenti e dei linguaggi dell'era contemporanea per riscoprire la funzione originaria delle meridiane e per capire la loro possibile, tra virgolette, funzione o motivo di esistere in quello che era un paesaggio attuale. Il tutto è stato fatto con l'intenzione, a parte appunto di questa consapevolezza, ma di dare la possibilità ai ragazzi, attraverso tutta una serie di raccolta di materiali, informazioni o d'altro, di elaborare l'esperienza proprio attraverso questi strumenti digitali, di creare un museo virtuale, nel caso specifico degli orologi solari, che potesse essere diffuso attraverso degli strumenti, come dicevo prima, moderni. Quello che io cercavo di fare continuamente era quello di intanto porre delle domande che erano quelle proprio relative all'obiettivo, cioè che cosa è importante di questo territorio, che significato ha per noi, cosa rende questo posto diverso da altri simili, cosa vogliamo farne di questo patrimonio, come possiamo preservarlo ma anche raccontarlo, renderlo fruibile agli altri e creare una relazione tra le varie generazioni. Abbiamo iniziato invitando degli esperti in classe. Qui vediamo nell'immagine, abbiamo presente un appassionato di gnomonica, ma è anche presidente dell'Associazione Pordenonese di Astronomia, che è Stefano Zambò. Speravo di vederlo qui oggi, ma probabilmente ha avuto qualche impegno. Lui ha dedicato molto tempo alla ricerca anche dei testi antichi, quindi ricerca di archivio per quanto riguarda tutti gli elementi, la storia della gnomonica della zona pordenonese in modo particolare. Ha accolto l'invito, è venuto in classe e c'è stato proprio uno scambio di esperienze tra lui e i bambini, una cosa molto, molto bella, perché c'è questa continua scoperta di informazioni che i ragazzi condividevano con lui. E poi l'altra persona che vedete alla vostra destra è una storica locale, Laura Guaianuzzi, che anche lei si presta molto spesso a questi progetti dove coinvolge i ragazzi per quanto riguarda proprio la storia locale. Poi sono state fatte delle passeggiate sui vari siti, venivano fatte praticamente tutte a piedi, invitando gli autori, qualora fossero ancora vivi, dei vari quadranti, i quali spiegavano anche le tecniche esecutive, ma nel contempo c'era la possibilità di capire i contesti nei quali gli elementi architettonici che ospitano questi quadranti, e anche andare a scoprire la realtà che c'è attorno, le cose interessanti o curiose che potevano esserci, e contemporaneamente dare anche uno sguardo a quello che è stato un percorso storico locale e di come nel tempo questi manufatti si sono anche trasformati nella loro funzione originaria. Inizialmente siamo partiti con una serie di interviste che i ragazzi facevano all'inizio a casa, conoscenti, genitori, parenti, poi andavano per strada e chiedevano semplicemente alla gente che passava informazioni del tipo lei sa che cos'è una meridiana, sa dirci che differenza c'è tra il tempo indicato da una meridiana o un tempo indicato da un orologio,
orologio, ha presente se ci sono meridiane sul territorio, se ricorda, se magari o ha saputo da amici o parenti se ce n'erano in passato. In questo modo abbiamo anche scoperto degli elementi dei quadranti che erano anche nel frattempo andati scomparsi, quindi abbiamo fatto anche una certa ricerca storica per andare a individuare i siti e dove erano. E un po' alla volta è stato creato questa mappa delle meridiane. Molto utile è stato il pannello di Ennio Vanzin, che io lo uso tantissimo soprattutto quando ci sono incontri con le scuole, perché è un pannello molto semplice e diretto per spiegare tutti i vari elementi tecnico-funzionali di un quadrante, e questo serviva anche ai ragazzi per poter capire i vari elementi, descriverli, perché poi si facevano anche spesso dei disegni, dei rilievi per quanto riguarda i vari quadranti che andavamo ad analizzare. La cosa interessante è stata anche la capacità che hanno avuto questi ragazzi di raccogliere tutta una serie di materiali, di trasformarli e di rielaborarli attraverso questa esperienza utilizzando gli strumenti, dicevo prima, contemporanei, quindi creando le interviste, dei video, delle vere e proprie autoguide, perché poi il prodotto finale è stato proprio quello di costruire e confluire il lavoro dei due istituti in un unico prodotto che poi è stato inserito nel profilo Dolom, nell'applicazione di Easy Travel, che è una piattaforma di audioguide a livello e tour a livello internazionale in continua espansione. E questo documento, poi, questo lavoro, è stato utilizzato non solo a scopi didattici, ma è stato utilizzato anche per le varie proloco, per i vari ecomusei, nei vari punti, centri anche di informazione turistica. Qui vediamo una veloce carrellata di quelle che sono alcuni dei quadranti solari presenti sul territorio. Qui vediamo il Duomo di Maniago, e in piazza c'è questa meridiana con il leone Marciano e tutta la storia di questo leone che ha accompagnato la vita dei conti di Maniago, il palazzo dipinto, la meridiana che è stata fatta dai ragazzi della scuola media diversi anni fa, che è stata pubblicata anche su Orologi Solari, la mappa delle meridiane, perché poi in realtà questo lavoro, questa idea ha preso spunto da una mappa che era stata fatta nel 2015-2016, sempre alla scuola media di Maniago, dove i ragazzi avevano già tracciato la mappa delle meridiane del comune di Maniago e l'avevano rappresentata in questo dipinto murale, associandola a un gioco interattivo che coinvolgeva i ragazzi durante la ricreazione nel cortile della scuola. Diciamo che tutto è partito proprio da questa mappa. Qui vediamo il cancello, un quadrante solare fatto su un cancello di un'abitazione privata, una meridiana che si collega con un elemento architettonico che è stato messo in cima alla montagna che è alle spalle di Maniago, poi i dettagli si trovano descritti nelle memorie e anche in altri seminari che avevo presentato. Questa è una meridiana che era stata fatta a suo tempo dal nostro caro amico Leonardo Comini, gnomonista anche lui, la meridiana del Camino, la meridiana di Elzetta, che qualcuno di voi ha conosciuto, una meridiana che ormai è andata semi-scomparsa, una meridiana storica, e poi il percorso delle meridiane di Maniago Ligure. Vado veloce perché è giusto per fare un assaggio. Qui è la meridiana che è stata fatta sulla facciata della ex latteria, dove un'associazione culturale, gli Amici del Presepio, ha voluto riproporre l'immagine di vita contadina del passato. Le ricerche che sono state fatte per una meridiana completamente scomparsa, che si trovano delle indicazioni su delle atti della fine del Settecento, primi Ottocento. Questa è una meridiana invece a casa di un artista locale che abbiamo intervistato e ci ha raccontato poi il modo di lavorare.
un'altra meridiana di un privato. Questa era una meridiana realizzata con i bambini della scuola elementare di Maniago Libero ad affresco, con tutta una serie di elementi diciamo, realizzati in laboratorio proprio per evitare di portare i bambini sui ponteggi, e poi questi piccoli affreschi realizzati su dei sassi sono stati fissati da me sulla parete dove era stata tracciata la meridiana, e qui poi anche tutte le varie simulazioni in classe per fare le spiegazioni, un po' come prima abbiamo sentito quell'importanza che è di sperimentare per un bambino, capire che se l'acqua bolle a 100 gradi è ben diverso che vederla bollire a 100 gradi, quindi la possibilità di avere un rapporto metacognitivo attraverso la sperimentazione che poi viene elaborato attraverso la creazione artistica e quindi diventa fantacognitivo. Perfetto, grazie mille. Qui abbiamo un'altra. Ogni meridiana ha un titolo, un nome che i bambini stessi, i ragazzi hanno dato. Questa è una meridiana che avevo fatto io alcuni anni fa. Qui avete il sito di riferimento, che è appunto questo profilo Dolom, e io adesso vi farei vedere. Allora, Marco, se tu mi dici vado in questo. Bravissimo. Io colgo l'occasione per ringraziare Marco Develta di tutta l'assistenza che ha dato a me, ma penso anche a voi. Questo è il sito, allora? Perfetto. Sono sullo schermo. Benissimo, quindi voi potete entrare nel profilo Dolom, poi, tanto io sfilo questo così poi lo appoggiamo. Tira pure. Tira. Bravissimo, grazie. E quando entrate nel sito Dolom, voi cercate, scorrete in basso, prova a scendere Marco, vedete, ecco qui l'ultima, in questo momento è l'ultima, non vedo l'ora, le meridiane di Maniago, come nessuno me le ha mai raccontate, perché questo è il nome che i bambini hanno voluto dare. Qui vediamo una mappa e voi potete entrare nel percorso sia attraverso la mappa sia attraverso, sulla sinistra vedete per ogni meridiano c'è una tappa vera e propria. Quindi per esempio io avevo prima ipotizzato il numero 4, perché voi potete partire dal numero 1 e seguirla in progressione, oppure potete partire da una tappa qualsiasi. E se vuoi vedere un attimo e far partire l'audio. Tornando verso Piazza Italia, che è la piazza più grande della provincia, notiamo subito al centro la monumentale fontana ottagonale in pietra, 1846-47. Subito dopo il palazzo Attimis Maniago, e se alziamo lo sguardo verso il pendio del colle di San Giacomo riusciamo a vedere anche l'antico castello. Osservando l'enorme facciata di Palazzo Attimis Maniago, notiamo una graziosa loggetta cinquecentesca e subito a destra un poderoso leone marciano dipinto ad affresco nel 1560 circa e attribuito a Pomponio Amalteo. Si tratta dello stesso autore di due opere presenti nel Duomo. Il leone rampante sorregge con la zampa destra la spada e con la sinistra una bilancia, come allegoria della giustizia e del buon governo. Il leone di San Marco testimonia lo stretto legame che esisteva tra la più eminente casata locale, il cui stemma compare nell'affresco stesso, e la Repubblica di Venezia. C'è un episodio che vede protagonista il conte Fabio II di Maniago. Quando i soldati di Bonaparte entrarono in paese, Fabio II, per timore che distruggessero l'affresco, lo fece coprire con un lenzuolo, sul quale fece stendere un leggero intonaco, in modo da nasconderlo. Dopo il passaggio del Friuli all'Austria, in seguito al Trattato di Campoformido, 7 ottobre 1797, egli scrisse una lettera al generale austriaco Monfrot, spiegando il fatto. Il generale accondiscese a ripristinare l'affresco e dichiarò: rendersi colpevole ognuno che avesse ardire di abolire tali monumenti. Così ancora oggi possiamo ammirare questo splendido leone rampante. Adesso magari se vogliamo fare un salto a Maniago Libero nel 14 o nel 16. Abbiamo davvero 2 minuti. Sì, giusto un flash.
Benvenuta a Maniago Libero, siamo gli alunni della classe quarta della scuola primaria Alessandro Manzoni e ora scopriremo insieme le meridiane di questo paese. La prima meridiana che vogliamo farvi vedere è quella della Madonnina, sita in via Mazzoli Chiasais 24B. Si trova in un cortile un po' nascosto dalla strada principale, protetto dai muri di alcune case molto antiche. Si tratta di un dipinto con un'immagine sacra, cioè la Madonna con il bambino Gesù. Un po' più in alto, delimitato da un cerchio, si trova il quadrante con la meridiana declinante a est. Lo stilo è perpendicolare alla parete. Questo significa che solo l'ombra della punta del bastoncino ci indica l'ora sul quadrante. L'orologio solare segna dalle 6 del mattino alle 6. Sfumiamo via, ecco, era giusto per darvi un assaggio, quindi ripeto, potete entrare attraverso il profilo Dolom e poi da lì scegliere l'icona con l'immagine, appunto, non vedo l'ora, le meridiane di Maniago come nessuno le ha mai raccontate, oppure c'è la possibilità di entrare attraverso Easy Travel, che è proprio questa piattaforma di audioguidi e tour multimediali. Io vi ringrazio a tutti. L'organizzazione del seminario.